Ciao tifosi azzurri, ascoltate le incredibili dichiarazioni del capo delegazione della nazionale italiana che ha commentato la stagione vissuta dalla squadra di Garcia e quella del Kvaratskhelia. Kvaratskhelia può ambire al pallone d'oro e il Napoli sta pagando le difficoltà del ripetersi che risulta più complesso del vincere. Questi in sintesi alcuni dei pensieri espressi da Gianluigi Buffon, che ha elogiato il talento azzurro e ha commentato l'annata vissuta dalla squadra di Garcia. Il capo delegazione dell'Italia ha così parlato del numero 77 del Napoli facendo una previsione. Pallone d'oro? Sono le situazioni, spesso anche storiche, che fanno sì che uno possa vincerlo o comunque arrivare tra i candidati. VAR è uno che come talento, nel momento in cui hanno smesso gente come Messi, Ronaldo e Neymar, cannibali vero, se la può giocare con Haaland, Mbappé e gli altri e punto. Sulla stagione vissuta dal Napoli, Buffon inizialmente col sorriso dice: io è da luglio che so cosa serve al Napoli, ma io non vivo quella situazione. Poi va nel dettaglio della sua analisi. Garcia: certe situazioni bisogna viverle dall'interno, però so che ripetersi è sempre più difficile che vincere. Lo scorso anno il Napoli giocava sulle ali dell'entusiasmo e c'era distanza con rivali remissive per merito del Napoli. Ora si è ripartiti da zero, le sue parole a margine della presentazione del libro Maradona. Un miracolo giorgiano di Emanuele Giulianelli, e in alcuni momenti l'energia non è la stessa di prima.